Qualità della vita impicchiata in Friuli Venezia Giulia, stando alla consueta indagine del Sole 24 Ore. Udine, che l'anno scorso si era piazzata in testa alla classifica nazionale, perde 5 posizioni ed è sesta. Pordenone perde 2 piazze, retrocedendo in 16ª posizione. Trieste arretra di 7 posti in graduatoria ed è 19ª. Gorizia fa ben 11 passi indietro e si trova al 39º posto. Per i 4 capoluoghi regionali, insomma, si procede con il passo del gambero. Il capoluogo udinese nelle classifiche di categoria rimane in testa al settore degli stabilimenti sportivi, palestre, centri benessere e termali, e sale anche sul fronte ricchezza e consumi, ma viene penalizzato dal calo di ben 24 posizioni sul fronte della sicurezza a seguito di un incremento netto di denunce. Trieste guida la classifica delle start-up innovative e quella relativa a cultura e tempo libero, ma paga uno degli indici di solitudine, persone sole, più alti, con 8 posizioni in meno anche per sicurezza e demografia, vedi il basso indice di natalità. Più variegato il dato di Pordenone, che cresce sensibilmente a livello demografico, più 43 posizioni, e dei servizi, ma crolla sul fronte affari e lavoro con 67 posizioni in meno. Bene l'offerta culturale di Gorizia, che primeggia, ma si paga l'indice di litigiosità molto alto, con un elevato numero di cause civili e un dato generale su sicurezza e giustizia in cui nell'Isontino si perdono ben 41 posti rispetto al 2023.